Angela Arrancatore, oggi questo interessante convegno, un progetto di vita oltre la scuola, metodologie e inclusione per l'autismo adulto nella giornata proprio dedicata alla disabilità, alla presenza di tanti qualificati relatori. La nostra associazione, che mi pregio di rappresentare, ne sono la vicepresidente, si chiama Vita Autismo, e in collaborazione con l'associazione Armonia Sociale rappresentata dal dottore Giorgio Patti, in collaborazione con IBAO rappresentato dalla dottoressa Pascale e il supporto della Regione Sicilia ha organizzato questo convegno. Il tema è fondamentale ed è forse un tema che spesso si preferisce tenere nell'ombra, ovvero quello dell'autismo, ma dell'autismo in età post-scolastica, in età quindi adulta. Il nostro titolo è emblematico, Pensami adulto, è un po' quello che noi genitori è il nostro cruccio. Fin da quando abbiamo la diagnosi di autismo e quindi dopo i primi interventi terapeutici ci chiediamo un po' sempre noi genitori cosa ne sarà dopo. Nei primi anni si è molto affaccendati a recuperare il più possibile le abilità e le competenze dei nostri figli, quindi passiamo da una terapia all'altra e forse poco pensiamo in realtà a quello che accadrà dopo. Soprattutto il problema nasce dopo la scuola, quando i nostri figli si ritrovano relegati a casa per la mancanza di attività che possono ecco, essere fornite, che li possono accompagnare e far rimanere assieme diciamo ecco, ai loro coetanei. Nello specifico, nelle linee guida, nel piano unitario regionale per l'autismo si è sempre parlato tantissimo di forme di inclusione sociale e di attività lavorative, ma noi genitori ad Agrigento ci ritroviamo che i nostri figli a parte le sedute terapeutiche, a parte forse la palestra, in realtà non riescono ad essere inseriti in alcun contesto. Ecco, oggi questo vuole un pochino far puntare ecco, l'accento questo convegno proprio su questo tema. Non a caso sono con noi relatori di alto profilo quali il professore Giovan Battista Presti dell'Università Core di Enna, la dottoressa Pascale e la dottoressa Ginolfi che rappresentano l'IBAO, ma sarà presente anche un'altra mamma insieme a me, la mamma Anna, che rappresenta una realtà molto bella che esiste qua vicino, che è la realtà di Fabio Ruvolo e di Out Café. Il convegno si chiuderà con un momento particolare che sarà il racconto di una mamma, si chiama, è la mamma di Giuseppe, mamma Anna, che ha visto cambiare radicalmente la vita di suo figlio dopo l'inserimento in questa realtà lavorativa di Caltanissetta Out Café. Chiacchierando al telefono mi diceva proprio come è stato possibile grazie a questo non solo dare delle nuove competenze a suo figlio, ma proprio ha visto una rinascita totale anche a livello comportamentale. E noi siamo felici oggi di averli anche qui, i ragazzi di Outcafé, che al termine del convegno ecco, daranno un esempio di inclusione lavorativa presentandoci un buffet che sarà interamente servito da loro. Il nostro obiettivo è proprio quello di portare dei modelli che possono essere imitati, possono essere copiati e realizzati. Agrigento non ne ha ed è necessario che nasca qualcosa. Allora, il tema di oggi è un tema socio-sanitario che riguarda soprattutto la persona autistica adulta. Come ho avuto modo di dire nel mio intervento, l'aspetto sanitario nel soggetto autistico adulto perde attrattiva, perde appeal, perché le famiglie cercano altro, cercano l'inclusione sociale, cercano l'inserimento lavorativo, tutte cose di cui i ragazzi autistici hanno bisogno. Però in questo campo la nostra è un'azienda di tipo, non di tipo, è un'azienda sanitaria ed eroga prestazioni sanitarie e servizio sanitario, che significa che l'intervento sociale è demandato ad altre istituzioni, in particolare agli enti locali, in particolare perché no anche alle scuole di formazione, al privato sociale, al terzo settore che dir si voglia. Su progettualità e su tematiche
attinenti i soggetti autistici, il Dipartimento di Salute Mentale è disponibile a collaborare per la parte di sua competenza.